Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, di seguire i titoli più importanti del pomeriggio. Al via i lavori per la costruzione della tratta metropolitana che collegherà Mister Biancocentro a Paternò, presente all'inaugurazione il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. La segretaria del PD, Elly Schlein, presenta a Messina per dire no al ponte sullo Stretto, immediata e netta la replica del presidente della regione, Renato Schifani, che ha dichiarato la chiara posizione del governo sulla questione, sottolineando la volontà di proseguire col progetto. Restano sotto i riflettori le azioni di alcuni tifosi del Catania durante la partita contro il Padova, emessi 17 DASPO nei confronti di altrettanti ultras rossazzurri. Tra i responsabili 3 furono coinvolti nei fatti di Catania-Palermo del 2007, dove perse la vita Filippo Raciti. E gli scontri avvenuti a Padova hanno portato la Corte di Giustizia federale a far giocare la gara di ritorno tra Catania e Padova a porte chiuse. A tal proposito la società rossazzurra ha deciso di accettare il provvedimento, per il quale non presenterà alcun ricorso. Chiudiamo con il meteo. Dopo qualche giorno di tempo instabile il sole torna protagonista. Per domani si prevede una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte della Sicilia, temperature in lieve rialzo rispetto ai giorni scorsi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito e buona serata.